spalle. Allora. Buonasera, siamo qui oggi per la presentazione di questo bellissimo libro di Tania De Nile, Fantasmagorie, streghe, demoni e tentazioni nell'arte fiamminga e olandese del Seicento. Un libro veramente importante e anche estremamente suggestivo e di qualità anche proprio nella stampa, nella realizzazione che ha realizzato Officina, con delle foto di straordinaria qualità. È un grande piacere perché è qualcosa di inconsueto parlare di questi temi, soprattutto in una forma così diversa, cioè questo episodio importante, pionieristico direi, di storicizzare anche una storia delle fantasmagorie, anche se legata ovviamente al contesto del mondo fiammingo olandese, però contestualizzarla, storicizzarla andando ad analizzare l'origine del fenomeno, quindi non è un fenomeno che ha una rispondenza solo visiva, ma anzi ha una rispondenza nel linguaggio, nelle espressioni, nella codificazione del linguaggio, e partendo quindi dalle fonti, proprio da una storia generale della fortuna di questi soggetti anche attraverso la loro definizione verbale. E per questo quindi Tania, che ha fatto questo lavoro poderoso, naturalmente abbiamo 3 anche presentatori importanti che hanno avuto anche un peso importante nella sua formazione, perché questo è un lavoro che è un prodotto della tesi di dottorato, che quindi è stata anche seguita da chi la presenta. Io passo dunque, intanto voglio dire subito 3 cose su Tania De Nile, che lavora presso la Soprintendenza Capitolina ai beni culturali ed è docente alla Dutch and Flemish Art all'Università degli Studi del corso di Dutch and Flemish Art all'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata, e dopo aver conseguito il dottorato in storia dell'arte presso l'Università La Sapienza di Roma, in cotutela con l'Università di Leiden, è stata ricercatrice postdoc e docente presso l'Università della Calabria e l'Università di Roma 3. Ha inoltre svolto attività di perfezionamento presso l'École pratique des hautes études di Parigi e il Netherlands Institute of Art History di l'Aia, ed è stata anche Research Fellow al Niki di Firenze e specialista di pittura fiamminga e olandese, è autrice di numerosi contributi che appunto vertono sui rapporti fra i Paesi Bassi e l'Italia, e in particolare su opere di soggetto diabolico stregonesco, di cui appunto l'oggetto questo libro, sulla comunità dei Ben Vleugels a Roma e sugli artisti nordici del Meridione. Il primo che parlerà, che presenterà questo importante volume è Ricardo de Mambro Santos, che è stato suo docente sia al triennale che alla magistrale alla Sapienza, è direttore attualmente del Department of Art History presso la Willamette University in Oregon. Dopo aver conseguito il dottorato in storia dell'arte presso l'Università di Bologna e condotto un postdoc al Centro Studi Umanistici Palazzo Strozzi a Firenze, ha insegnato per 12 anni presso l'Università La Sapienza di Roma ed è stato visiting professor all'Università di Washington e al Whitman College. Ha curato numerose mostre in Europa e nelle Americhe sulle tematiche dedicate all'arte rinascimentale e contemporanea. Attualmente le sue ricerche si orientano sui rapporti tra arte e neuroidentità. Dopo Ricardo de Mambro Santos interverrà Raffaella Morselli, professoressa ordinaria di storia dell'arte moderna alla Sapienza di Roma, accademico dell'Accademia San Raffaello di Urbino. Raffaella si occupa di storia del collezionismo, di committenza e del mercato dell'arte nell'Italia del XVI e XVII secolo, a cui è dedicato diverse monografie, articoli specialistici, saggi pubblicati in Italia e all'estero, oltre a innumerevoli conferenze e convegni fra Europa e Stati Uniti. È specialista di pittura bolognese ed emiliana tra 5 e 600, di Rubens e di Domenico Fetti. È stata Research Fellow al Getty Center a El Samello, Bruce, Senior Vice
Visiting Scholar al CASVA di Washington e ha curato diverse mostre e fa parte di numerosi comitati scientifici di musei, fra cui la Galleria Borghese di Roma, oltre a far parte di comitati e riviste internazionali e collane editoriali. Per concludere, Giovanna Capitelli, professoressa ordinaria di Museologia e Storia della Critica d'Arte presso l'Università di Roma III, specialista in storia dell'arte del Seicento e dell'Ottocento in Europa e nelle Americhe e cultrice della storia sociale dell'arte e della geografia artistica, che ha coordinato vari progetti di ricerca insieme a gruppi di studiosi italiani e stranieri. Ha pubblicato numerosi contributi, libri e saggi, in particolare sulla pittura fiamminga e sulla scena artistica cosmopolita a Roma in età di restaurazione. Oltre ad aver insegnato per molti anni presso l'Università della Calabria, è stata visiting professor all'Università di Durham negli Stati Uniti e all'Università di Kazan in Russia. A voi, quindi, passo la parola a Riccardo De Mambro. Buonasera a tutti, è sempre un enorme piacere essere a Roma, soprattutto per affrontare argomenti legati ad alcuni dei nostri amori, autori fiamminghi e olandesi tra 5 e 600. Non mi soffermerò in questo labirinto prodigioso che è il libro scritto da Tania De Nile, e vi esorto anzi di addentrarvici voi, perché è veramente un'avventura dalla quale ne uscirete, come dire, vincitori. Io invece vorrei ricostruire alcune file genealogiche, non soltanto riguardanti Tania De Nile, quindi i suoi, come dire, percorsi prima di approdare a questo volume, e anche la genealogia in parte del tema stesso, fantasmagoria. Infatti, se uno pensa al titolo, uno dei paradossi che già i trattati del Cinquecento, i primi 600 hanno affrontato, risiedeva proprio nell'ambiguità del termine fantasmagoria, quello che io posso riconoscere ma al tempo stesso vedere come distante, diverso. C'è appunto questo elemento di riconoscimento in questi dipinti che sono tra l'icastico e fantastico, qualcosa che mi è dato riconoscere nelle loro formulazioni naturalistiche, quindi posso riconoscere un orso, una montagna, ma al tempo stesso questo riconoscimento è tradito, è alterato, perché c'è appunto una differenza, c'è una diversità. È come se l'alterità fosse all'interno stesso dell'ordinario, e questo causa, sotto il profilo della percezione, qualcosa di molto interessante, perché lo spettatore immediatamente riconosce e si riconosce nel processo di ridimensionare quel riconoscimento che non è dato, e quindi è come se fosse un gioco di scatole cinesi, per cui la percezione è molto spesso legata a fatti di memoria, quindi io riconosco parti di un orso, parti di una montagna, elementi che possono essere fiamme, nuvole, perché la mia esperienza nella datità fenomenologica me lo consente, io ho archiviato queste informazioni, ma le fantasmagorie le stravolge, le cambia. E quindi, prima di addentrarmi in questo elemento di memoria, vorrei ricostruire in parte, sia pur brevissimamente, non solo il percorso di Tania, ma anche come ci siamo conosciuti, davvero in una sorta di amarcord personale, perché Tania, io all'epoca insegnavo storia dell'arte moderna e letteratura artistica alla Sapienza di Roma, vi parlo di qualcosa come ormai 21 anni fa, e infatti Tania ha discusso una prima tesi, che all'epoca si diceva triennale, nel 2004-2005, con un tema che già anticipa, in un certo senso, questa sua curiosità nei confronti di formulazioni e di autori che avevano affrontato forme che non fossero semplicemente verosimili, ma che, come dire, espandessero e anche, in un certo senso, trasgredissero questi confini della verosimiglianza. Quindi la tesi sulle teste grottesche di Leonardo, proposte per una ricognizione storiografica, come già in questo volume Tania, come dire, si era addentrata nei meandri testuali e quindi aveva studiato la fortuna, la ricezione di Leonardo nel corso del Cinquecento specialmente, e poi alcuni anni dopo, in occasione della specialistica, con un'altra tesi sempre legata a questi confini
confini della verosimiglianza, legata più specificatamente alla fortuna di Hieronymus Bosch nella grafica fiamminga e olandese tra 5 e 600. Mi sembrava importante ricostituire questa genealogia personale perché appunto uno studioso ha un suo vissuto che porta avanti a volte per decadi, per molti anni, sviluppando certi argomenti che possono essergli cari. E infatti Leonardo da Vinci, le teste grottesche, le cosiddette pitture ridicole, e Hieronymus Bosch, cosa possono avere in comune? Intanto questo elemento di cui ho già parlato, della verosimiglianza e dei suoi confini, come stravolgere i canoni classici, elementi di una consolidata bellezza, in qualcosa che è sperimentale, che può essere anche azzardata, rischiosa o al contrario, legata ad altre matrici testuali come una certa forma di circolazione di pensiero attraverso la morale e quindi nel caso di Hieronymus Bosch anche di certi messaggi cifrati per luoghi comuni. Quindi la verosimiglianza in questo caso ci ha portato anche a, nel caso di Tania e anche nel mio e delle mie colleghe, di varcare soglie che non appartenevano soltanto alla storia dell'arte, ma all'antropologia culturale, a quello che un tempo si diceva anche la cultura visiva. E mi sembra, Tania, questo è qualcosa di cui non abbiamo ancora parlato, ma questo tuo testo sarebbe stato validissimo, importantissimo, anche se pubblicato magari 10 anni fa. Eppure, proprio a proposito di questi campi di studi, mi sembra che ora possa trovare territori molto fertili per una serie di questioni che affronta, pur indirettamente, che nell'ambito degli studi anglosassoni, ma io mi sono aggiornato anche sulla bibliografia italiana, anche localmente, con le teorie della disabilità, per esempio, o anche i queer studies. Come si dà la configurazione di genere, come si colloca quindi questa idea di un corpo che non è semplicemente eteronormativo. E quindi tutto questo, sia pur non affrontato direttamente, il tuo testo ha un valore filologico, storico, rigorosissimo, ma mi sembra che possa anche suscitare interesse da parte di studiosi interessati in questi ambiti correlati, no? E quindi sarebbe importante verificare, come dire, la fortuna in questi settori. La seconda genealogia che mi piacerebbe ricostruire brevissimamente è quella proprio del tema della fantasmagoria e partirei da un testo capitale per la comprensione della cultura figurativa fiamminga e olandese che è quello di Karel van Mander, lo Schilderboek o il libro della pittura. Questo testo, densissimo nel proporre categorie critiche, formulazioni estetiche che possono essere utilizzate anche per la descrizione, per l'analisi, addirittura per l'acquisto di questi dipinti, di queste opere grafiche dal pubblico contemporaneo, è, come è noto, un testo sviluppato in modo molto molto complesso, con una serie iniziata dal cosiddetto poema didascalico, in cui temi come bellezza o genere o campi di specializzazione come paesaggio, rappresentazione della figura umana, eccetera, vengono affrontati e quindi viene codificato anche un lessico specifico per descrivere, per collezionare e quindi anche per acquistare queste stesse opere. Però il testo forse di Karel van Mander è più noto per il contributo storico legato alla triade di vite, su una parafrasi vasariana, che van Mander propone. Le vite dei pittori antichi, descritti soprattutto su 3 elementi che mi piacerà poi ricordare, in vista anche dell'analisi delle fantasmagorie di Tania Denile, la varietà. I pittori antichi, secondo Karel van Mander, avevano veramente rappresentato lo scibile e, importante, erano riusciti a trovare forme figurative molto persuasive, convincenti, per raffigurare qualunque elemento fosse dato e percepibile nella sfera naturale. Quindi la varietà. Però insieme a questa varietà c'era un elemento anche di inventività. Ogni autore aveva, come dire, proposto una nuova iconografia, una nuova formula emotiva, un nuovo pathos, per cui questa varietà era stata tradotta grazie a questa miriade di invenzioni.
E come vedremo, questi due elementi Karel van Mander li riutilizzerà anche per inquadrare il fenomeno di queste forme bizzarre, strane, strambe, fantasmagoriche, infatti, delle drôleries. E difatti van Mander avrà una posizione piuttosto polemica nei confronti e di Vasari e della tradizione italiana, asserendo o sostenendo il limite di questa tradizione rinascimentale e manierista, perché secondo van Mander si era soffermata soprattutto a rappresentare un singolo campo in questa miriade di possibilità della varietas antica, cioè quello della raffigurazione del corpo umano. Qua e là ci sono degli autori che van Mander ricorda, per esempio Federico Barocci per la sua lucentezza, i luminismi, o Jacopo Bassano, però sono visti come eccezioni e quasi fossero fiamminghi trapiantati, perché la tradizione invece era radicata in questa resa del corpo canonico. Ed ecco qua che invece la tradizione fiamminghi olandese e tedesca, quella nordica, proporrà qualcosa che è come una rinascita completa dell'antichità. Quindi paradossalmente il Rinascimento sarebbe avvenuto in ambito nordico, perché i pittori fiamminghi soprattutto, olandesi anche e tedeschi, si erano resi conto della necessità di rappresentare la pluralità del visibile e grazie a questa capacità anche rendere forme visibili a pensieri o a elementi spirituali, per cui era come se loro avessero ampliato ulteriormente il campo fenomenico, anche rappresentando concetti, rappresentando idee, rappresentando quello che van Mander definisce appunto gli temi spirituali, i Geestelijk. E infatti questa tradizione si apre già con una parabola importantissima, anche e curiosamente legata allo sviluppo successivo delle fantasmagorie, con autori come Jan e Ubrecht van Eyck. Secondo van Mander, loro hanno già iniziato la tradizione fiamminga nella sua massima grandiosità e perfezione. C'è una battuta bellissima che fa van Mander, meravigliandosi, dice: com'è possibile che un'arte così perfetta sia nata già così, e cioè perfetta? Perché loro avevano trovato mezzi e tecniche come la pittura d'olio che erano capaci di tradurre, sia pur le più minute, forme della natura visiva. E quindi Jan van Eyck, nel caso di questo famosissimo politico dell'agnello mistico, aveva dato sfoggio a questa possibilità della tradizione nordica di tradurre, secondo un codice figurativo molto convincente, minuzioso, tutta la pluralità degli elementi visibili. Van Mander infatti usa in questa biografia due termini che ci verranno utili dopo per configurare l'importanza delle fantasmagorie, verscheidenheid e nettigheid. Più semplicemente varietà e diligenza. Ossia, da una parte la varietà assolutamente stupefacente, non soltanto nel corpo umano come aveva fatto il Rinascimento italiano, ma anche in una pluralità di altri elementi, però ugualmente resi in modo preciso, meticoloso, perfetto, net, come dice van Mander. E questi due elementi sono alla base di un terzo concetto molto importante, che è quello di una resa dal vero. E van Mander usa questo termine non soltanto per descrivere un metodo, un approccio operativo, vale a dire porsi col natural davanti, come altri trattatisti del Seicento diranno, ma in modo ancora più sottile sottolinea come il dal vero non è semplicemente questo metodo operativo, ma anche la capacità di creare immagini talmente persuasive, talmente convincenti nella loro qualità naturalistica, da sembrare la natura stessa, il luogo comune del più vero del vero. E quindi si ha sempre come l'impressione di avere la natura stessa davanti agli occhi, anche quando uno infatti vede un dipinto. E allora ecco che questo Naichetleben, o questo realizzare, formulare le immagini dal vero, è un elemento fondamentale, talmente importante che per esempio se noi osserviamo un dettaglio del politico dell'agnello mistico, laddove
c'è questa forma quasi di arazzo per la raffigurazione delle piante, l'acqua che scorre, ma anche figure mistiche e mitiche come l'agnello stesso o tutta questa congerie di elementi soprannaturali vengono realizzati con lo stesso grado e attenzione mimetica, per cui l'icasticità è tale da far sembrare questa immagine dal vero, anche nei suoi elementi spirituali e quindi invisibili all'occhio. Van Mander nel descrivere questo politico si sofferma in particolar modo su questo dettaglio, un dettaglio che secondo la sua biografia avrebbe costato né più né meno che 3 mesi di lavori all'artista. L'artista avrebbe realizzato questo brano della corona nella Deesis con tanto impegno e meticolosità al punto da creare appunto una forma Nijhetleben, dal vero. Fin qua niente fantasmagorie, e quindi come mai questa genealogia così davvero quasi preistorica? Perché significativamente questo termine Nijhetleben, che sembra così adatto a descrivere il 400 fiammingo così come noi lo concepiamo storiograficamente, un 400 legato appunto a una resa speculare della natura nella sua varietà, migra e compare anche nella biografia di maestri già legati a quello che in futuro verrà definito appunto come fantasmagorie, drôlerie. Infatti, come vedete qua, questo Nijhetleben compare nella descrizione che Van Mander offre di Hieronymus Bosch, di diverse opere di Bosch. Uno degli elementi che Van Mander sottolineerà è innanzitutto la capacità del maestro di restituire la verità di questi paesaggi, anche più incredibile, in modo verosimile. Per cui fuochi, il fumo, tutta questa congerie di elementi naturali vengono resi come appunto se fossero episodi accadendo davanti agli occhi dello spettatore. Però, così come la tradizione antica aveva fuso insieme questa datità naturale, questa attenzione, meticolosità del Nijhetleben o della varietà della natura, anche con un elemento di invenzione, di creazione, di estro, ecco allora che Van Mander dirà che accanto a questo Nijhetleben, nel caso di Hieronymus Bosch, a differenza di maestri come Jan van Eyck, ci sarà anche una formulazione di immagini che scaturiscono dallo spirito, uit den Geest, o dall'immaginazione, in altri contesti si potrebbe persino dire dalla psiche, dalla fantasia dell'artista. Quindi l'artista è in grado anche di dare forme così credibili e naturalistiche a queste bizzarrie, a queste immagini che sono in realtà il frutto della sua psiche, della sua immaginazione. E uit den Geest, infatti, sarà il leitmotiv di questa genealogia fantasmagorica nelle immagini legate a figure bizzarre in un senso appunto anticanonico, sia fisico che si potrebbe dire psicologico, emotivo. E infatti il naturalismo o il Nijhetleben di Hieronymus Bosch è così importante che anche alcuni anni fa uno studioso tedesco molto noto, Hans Belting, ha dedicato un intero volume al trittico delle delizie di Hieronymus Bosch, all'interno del quale ha suggerito anche altre interpretazioni di opere del maestro Bosch, tra cui questo particolare del cosiddetto politico Grimani, in cui c'è l'ascesa all'Empireo. Molto interessante l'analisi di Belting, soprattutto perché contestualizza in un modo molto più che mimetico, naturale, la resa di questo brano, e cioè un elemento inventato, una metafora visiva così avvincente di questo passaggio delle animelle che sono ormai purificate verso appunto l'Empireo, il più puro dei cieli. Per raffigurare questo momento di sublimazione, secondo Hans Belting, l'origine appunto di questa inventività uit den Geest sarebbe di fatto una resa quasi Nijhetleben di questi elementi architettonici che chiunque abbia visitato le Fiandre o anche l'Olanda avrà incontrato nei canali. Quindi c'è un elemento, come dire, di resa sì naturalistica, ma poi sublimato attraverso questa curiosità dell'ingegno, dell'inventività di Bosch. Ma
interessante il fatto che questo è un connubio inatteso, perché la natura riconoscibile al tempo stesso tradisce la propria formulazione riconoscibile perché o dilatata o alterata, in una parola altra e anticanonica, come rivela questo brano. Allora permettetemi di leggere questi 3 versi. Me vicino e me lontano, è fatto della mia sostanza e m'è sconosciuto. Sembra davvero un'ecfrasis pertinente che descriva questa ambiguità di Hieronymus Bosch in questo dipinto, che mi è lontano e mi è vicino al tempo stesso. Io riconosco, a seconda delle mie conoscenze ornitologiche, addirittura la specie, il tipo di uccello, però c'è qualcosa di lontano, quello da cui eravamo partiti, un riconoscimento che al tempo stesso l'esposizione della propria differenza. Bene, non si riferisce a Hieronymus Bosch, ma è la descrizione che Gabriele D'Annunzio aveva offerta del proprio padre. Vicino, lontano, io lo conosco, ma al tempo stesso mi è sconosciuto. Ed è proprio questo l'elemento di Bosch, forse una delle ragioni per cui le fantasmagorie sono tanto avvincenti, perché al tempo stesso catturano la nostra immaginazione attraverso forme icastiche, come avrebbe detto anche Gregorio Comanini, ma al tempo stesso fantastiche, ci rimettono a una dimensione o simbolica o iperbolica o immaginaria. E infatti è questo il termine che Van Mander usa per definire proprio questo passaggio in cui l'essere persuasivo diventa anche immaginario, bizzarro, non ancora il fantasmagorico, ma quello che è buffo, quello che sorprende, il drôlerie. Infatti questi vari brani vengono descritti con questa formula da Karel van Mander, e drôle è infatti un lessema fondamentale, quello che è buffo, secondo Van Mander, e lì possiamo indugiare, indagare, perché nella sua ricezione Hieronymus Bosch e anche in larga misura le opere che hanno esplorato le fantasmagorie avevano come fine ultimo un elemento pedagogico, didattico, di insegnamento, ma al tempo stesso di intrattenimento e di divertimento. Quindi nella formulazione oraziana del conoscere, sì, ma attraverso il godimento, il piacere, quello che era buffo e inatteso, drôle. E non per caso uno dei seguaci, secondo la genealogia descritta da Van Mander, diretti di Hieronymus Bosch, verrà definito proprio Pieter den Drôle, Pietro il burlone, Pietro il buffo, che altri non è se non Pieter Bruegel. Infatti Pieter Bruegel, che si colloca in un contesto che Van Mander accenna e Tania Denis svolge con grande minuzia e sapienza nel verificare la pluralità di artisti legati a questa tradizione, a questa genealogia che da un Bosch e da un Bruegel può diventare addirittura un oggetto di una nuova formulazione, di una nuova specializzazione pittorica che ha un mercato ricchissimo, particolarmente nell'Anversa del Cinquecento, come ci rivela per esempio un'opera come questa di Jan Mandan, che raffigura pur sempre le tentazioni di Sant'Antonio. Come ultimo esempio, non voglio dilungarmi troppo, per chiudere questo elemento fantastico che già ormai confina con le fantasmagorie di cui le mie colleghe parleranno, è dato da un esempio che Van Mander descrive con grande attenzione, un artista di transizione tra 5 e 600, Jacques de Rennes. E Jacques de Rennes, o Jacob de Rennes, qui raffigura una delle varie scene appunto di streghe, in cui l'elemento che Van Mander sottolinea è quello di una capacità di rendere con immagini credibili, persuasive, convincenti, anche le formulazioni più assurde e inesistenti. Quindi era veramente come una forma di sperimentare i confini della verosimiglianza e fino a che punto si poteva arrivare da artista, con una capacità quindi di enfasi mimetica, di rappresentazioni naturalistiche, anche di elementi che naturali non lo erano. E quindi per esempio nella scene di stregonerie, e stregonerie che diventeranno, e qua mi fermo, una forma anche di riconoscibilità autoriale,
Quindi un artista, secondo Van Mander, viene riconosciuto proprio sulla base di questa fusione tra una tensione mimetica e il suo stravolgimento buffo o sorprendente, drôle, in queste forme che sono immaginarie e altamente immaginative, ma questo deve essere filtrato soprattutto dal tratto, dal ductus, dallo stile. Quindi qua in un'altra opera di Jacques Derain questo elemento è molto chiaro, perché sebbene siano ancora riconoscibili le figure alterate delle anatomie di queste forme potenzialmente femminili, da qua la questione di genere sarebbe interessante da indagare, quello che prevale senz'altro nell'analisi di Van Mander è l'elemento che noi oggi definiremo stilistico, il tratteggio, quello che Van Mander definisce il handling o la resa, la capacità cioè di immettere con il proprio tratto la presenza stessa di un autore, marcare in una forma quasi indessicale la propria autorialità, la propria identità creativa. Tania, complimenti per un libro straordinario, un labirinto davvero dal punto di vista non solo bibliografico ma concettuale, senza mai perdersi. Quindi congratulazioni davvero. Ecco, Riccardo, mi hai bruciato l'inizio, perché io volevo dire che Tania avrebbe potuto perdersi, come hanno fatto altri studiosi, all'interno di un quadro di Hieronymus Bosch, avrebbe potuto inseguire il dettaglio, la storia, il proverbio, il fantasma, la strega, ma conoscendo Tania, e chi è qui e la conosce sa con chi ha a che fare, Tania ha sempre tenuto la bussola, si è sempre mossa in questi 3 gironi danteschi, muovendosi con grande determinazione, e non si è mai persa all'interno di nessun quadro. E anzi, devo dire che questa ricerca, che seguo da moltissimi anni, attraverso Giovanna, attraverso la tesi di dottorato, io e Giovanna andammo a discutere la sua tesi a Leiden in una commissione mista in cui ci trovammo così con i colleghi olandesi, e sappiamo quanta determinazione ha alla base questa ricerca. È una ricerca che parte da lontanissimo, come ha dimostrato Riccardo, parte da una tesi triennale, da una tesi magistrale, ma che si è sviluppata in una tesi di dottorato, ma questo libro non è la sua tesi di dottorato, perché lei ha continuato a lavorarci per altri 10 anni. È un libro su cui abbiamo discusso tutti, in tanti, molto, perché Tania non ha scritto una monografia, non ha scritto neanche un libro di genere, ha circoscritto una categoria critica, e questa categoria critica si chiama Spökereien. Bene, Spökereien, perché ha inseguito i fantasmi della cultura prima fiamminga e poi olandese, e come questi fantasmi siano poi riverberati nella cultura italiana e da lì poi anche in quella spagnola, e inseguendo, quindi circoscrivendo una categoria che ormai è diventata una categoria storiografica. Non credo che potremo mai più parlare di pittura di genere parlando né di Hieronymus Bosch né di Van Vinen, per esempio, no? O piuttosto che Jan Bruegel, ma invece dobbiamo sempre inserire questi quadri, tutte le volte che li incrociamo, all'interno di una categoria storiografica ben precisa. E di questa storiografia lei ha fatto un vessillo della sua ricerca, perché le voci delle fonti è un capitolo di questo libro, dove lei con grande determinazione, con grande metodo, va a interrogare le fonti fiamminghe e olandesi, registrando
tutte le varianti di spökerain, di stregoni, di streghe, di magie, di alchimie, di trasformazioni, di diavoli, di diavolesse, di persone strane, diciamo strane. Io sono una di queste, sono rossa di capelli e quindi faccio parte di questa categoria di streghe. Bene, quindi la letteratura artistica è stata per lei alla base di questa ricerca. Ed è proprio la voce, e l'ha chiamato così, la voce delle fonti, attraverso questa voce, che è la voce della storiografia artistica, che lei ha individuato la categoria. C'era una categoria che non era stata etichettata, c'era una categoria che sfuggiva, proprio perché era una categoria un po' misteriosa, no? Un po' difficile da trovare, non era così evidente, e lei l'ha incanalata dentro delle fonti che... La prima di queste è Karel van Mander, Franciscus Junius, Cornelis de Bie, che è stato fondamentale, Hoogstraten, Delares e Houbraken, che diciamo è l'ultimo caposaldo, no? che si salda con Karen van Mander, entro cui trovare questa categoria. Ma questa categoria, lei ha scoperto, perché è andata a cercarla, non si limita alla letteratura artistica, perché questa è una categoria, quella degli spökerain, che è una categoria che si trova nelle collezioni e negli inventari. Ecco che allora Tania ha ricercato nelle collezioni e negli inventari questi termini e questi quadri, e quello che ne emerge è lo specchio della letteratura artistica. Cioè questi quadri ci sono e sono nella letteratura artistica e sono quadri che esistono, ma dove esistono? E questo è il punto cruciale, nodale di questo libro, perché la ricerca iconografica che Tania Denile ha fatto per questo libro è una ricerca incredibile. Quello che c'è nel libro, adesso non mi ricordo quante sono le immagini, ma 307 immagini, sono 307 quadri, disegni, incisioni che trattano di questo tema tra l'Olanda, le Fiandre e a volte l'Italia, con una circolazione di andata e di ritorno a volte, che sono tutte dedicate a questi temi. E quindi la categoria ha cominciato a ingrossarsi, perché non soltanto letteratura artistica, ma anche le fonti primarie, cioè le fonti degli inventari e dei documenti. E allora bisognava creare una teoria dell'illusione fantasmatica. Anche sul fantasmatico abbiamo ragionato a lungo, vero Giovanna? Vada solo, sì. Come si poteva o come si può creare delle categorie in questi 307 immagini, che sono soltanto una punta di un iceberg, perché sono infinitamente di più e numerose i quadri, i disegni e le stampe che Tania ha preso in considerazione. E allora ha tentato, e ci è riuscita, di categorizzarli. E sono i sogni e gli incubi, il diavolo e i demoni, le streghe e gli spettri e l'arte mostruosa. Queste sono le 4 categorie in cui questi fantasmi si possono sedimentare. Ecco che allora, se pensiamo anche alla nostra, diciamo, produzione italiana, qui c'è Caterina Volpi con Salvator Rosa, dentro ci troviamo molti dei nostri, no? Che hanno avuto una tradizione di cultura che va in quella direzione, pur magari non essendo mai andati né nelle Fiandre né in Olanda. E come allora ci è arrivata? Attraverso la circolazione a stampa dei motivi fantasmagorici. Incisioni diaboliche e stregonesche tra 5 e 600 sono molto diffuse in tutta Europa. E quindi Tania a questo punto crea un Atlante di citazioni dei modelli a stampa, un Atlante di citazioni in cui inserisce tutte queste categorie, ma ce n'è una che è sopra tutte, no? Che è la strega dai capelli al vento. La strega dai capelli al vento è un motivo che ritorna sempre, e quindi lei, attraverso un'analisi non soltanto iconografica, ma non soltanto attraverso le fonti, ma anche attraverso una documentazione storica, ricostruisce questo modello.
Ed ecco che qui inserisce in questo capitolo i concerti di mostri, di fantasmi e di chimere, ovvero i pastiche di Joseph Heinz, il giovane. Quindi non possiamo più guardare Joseph Heinz, i quadri di Joseph Heinz, non riesco più a guardarli in nessun altro modo, perché la chiave di lettura che Tania offre in questo libro è talmente totalizzante che lo si comprende solo attraverso questo primo approccio. Il viaggio che Tania fa su questo tema è un viaggio ovviamente storico, perché non si può prescindere dalla storia che sta alla base di questa produzione, e lei questo lo sa benissimo, e quindi interroga la storia, le battaglie, gli spostamenti di confine tra Fiandre e Olanda, le battaglie cruentissime tra cattolici e protestanti, l'eresia, i tribunali dell'Inquisizione, il rogo delle streghe, l'alchimia, ma anche la iatrochimica, cioè questo elemento che tra 5 e 600 è ancora una farmacopea all'inizio, agli esordi, e che si resta in equilibrio tra una farmacologia attestata e una sperimentazione. Ricordo per tutti una bellissima lettera di Lionello Spada a Lorenzo Gennari, 1620, una lettera istoriata, perché lui disegna quello che ha sognato, e gli dice: ho fatto un sogno orrendo, c'era una strega che mi inseguiva, e in questa lettera c'è la strega che insegue Lionello Spada, quindi il suo autoritratto. Queste streghe mi inseguono di notte, quindi ho degli incubi, e chiedo, probabilmente a Guercino, di procurarmi una pozione che mi faccia dormire e non mi faccia sognare le streghe. E questo per dire che c'è questa intersezione. Allora in questi giorni, non so come all'inizio, vero? In questi giorni, se andate a Torino a vedere la mostra di Guercino, c'è un disegno che è uno dei tanti che Guercino dedica a questo tema, che è quello della strega o delle donne mostruose o maghi con cappelli istoriati che fanno delle pozioni magiche. Ecco, il territorio di Cento anche prima, ancora indietro, il territorio di Cento era un territorio sempre in odore di eresia. E addirittura il parroco di San Biagio, una chiesa per cui Guercino ha lavorato, ha lasciato delle pale meravigliose, era stato inquisito proprio perché faceva pratiche stregonesche. E allora tra i 650 disegni ricordati nell'inventario stilato alla morte di Guercino dagli eredi, 300 erano destinati a, degli schizzi di persone stravaganti. Tra queste persone stravaganti, uno di quelli che ci piace di più ricordare è Astati, il Mago Brumio. Il Mago Brumio è un mago terribile che sta consultando il suo libro di ricette, di malefici, chissà di cosa, mentre una donna piange disperata, forse sta cercando la ricetta per curarla, oppure invece gli ha detto una previsione terribile. E come vedete sulla sinistra, in angolo, nell'algono in alto a sinistra, e soprattutto quella bacchetta che il Mago Brumio tiene in mano, trovate un altro diavolo che, come delle zanzare, stanno popolando questo foglio meraviglioso di Guercino. Ma non è il solo di questo di Guercino che riguarda la stregoneria. Vediamo come si fa ad andare a quello dopo. L'Osteria del Maltempo di Antonio Mirandola, che viene da un disegno di Guercino, anzi da un paesaggio dove pioveva sempre, dove probabilmente stava il Mago Brumio. Questo è uno dei... E poi c'è questa strega con due pipistrelli, e ritrovate il demone che abbiamo già visto nel Mago Brumio. Ora, questa poveretta probabilmente era una donna deforme, che ritorna molto spesso nei disegni di Guercino e che è legata a delle stregonerie. Quindi si accedeva a questa donna perché poteva togliere o mettere il malocchio, poteva creare
delle pozioni magiche. Chi lo sa, forse proprio a questa Guercino si era rivolto per risolvere il problema dell'insonnia delle streghe di Leonello Spada. Ma questo per dire che in quel territorio di Cento della Bassa, no, dove l'aria brumosa un po' ristagna, ne ho ben contezza io che vengo dalla pianura padana, possono nascere streghe e demoni, soprattutto d'inverno con la nebbia ed estate quando c'è questa caligine pazzesca. E d'altra parte, appunto, Guercino ha dedicato almeno 15 fogli, come ha studiato Fausto Gozzi, 15 fogli su questo tema. Quindi è un tema che non c'era soltanto, non troviamo soltanto nelle Fiandre o in Olanda, nell'Olanda protestante, ma serpeggiava anche nell'Emilia ubertosa, carica di frutti e di piante. È ovvio che quindi il viaggio che si intraprende in questo libro straordinario è un viaggio che passa attraverso degli artisti che sono i capisaldi. Jan Bruegel il Vecchio, per esempio, tra Italia e Fiandre, Brughe degli Inferni, il mercato neerlandese, Leida, Napoli, Leida, Jacques de Gain II e Jacob van Swanenburg. Esatto. Oppure i fantasmi notturni di Cornelis Saftleven e David Taniers il secondo. E per finire il piacere dell'enigma, Domenicus Van Weynen, scusa. No, io ogni tanto imparo qualcosa, ogni tanto. Ho preso lezioni da Tania più e più volte, ma non apprendo. L'olandese è sempre ostico. Che è uno dei suoi cavalli di battaglia, no? E dei suoi grandi amori, perché i rebus visivi delle stregonerie mitologiche sono uno dei divertimenti più appassionanti di Tania. Ho parlato troppo, dovevi dirmi di smetterla. Dei divertimenti di Tania nelle sere nebbiose, nelle bene nebbiose, non della pianura padana, ma di tutti i viaggi che Tania ha intrapreso tra l'Italia e le Fiandre. Grazie. Allora, molte cose sono state dette naturalmente, quindi cercherò di operare una specie di performance fizionale, direi. Cercherò di allontanarmi il più possibile da questo libro per cercare di guardarne veramente i punti più di rilievo. E visto che siete così entrati bene con chi mi ha preceduto all'interno del discorso, cioè cercherò di guardarlo come da una distanza siderale e intanto la prima cosa che mi viene da dire è che è un libro straordinario, sia per fattura, cioè già come oggetto, questo è stato già notato, con una riproduzione così che raramente oggi è materia viva all'interno dell'editoria. Quindi questo è il primo elemento che mi sento di sottolineare. Il repertorio iconografico è magnifico, 317 immagini, di cui almeno 100 di opere che non si erano mai visti perché appunto in collezioni private o passaggi di aste, quindi con una ricerca estremamente raffinata, prepotente una volontà e generosa, direi, una volontà anche di offrire quindi un materiale che vedete proprio alle mie spalle, un materiale insomma molto poco toccato, molto poco manipolato fin qui. Questa è la prima cosa. Poi sempre guardando così come fossi una cinese da un altro continente, la prima cosa che mi viene in mente è che questo è un libro estremamente trasparente,
dichiara nella titolazione dei capitoli, all'interno dei sottotitoli, proprio una vera e propria tassonomia di quello che non esisteva prima di Tania De Nile e ora esiste, ed è un vero e proprio sottogenere. Io, perdonatemi se faccio un piccolo ricordo personale, però non posso togliermi dalla mente, ho letto questo libro almeno in 6 versioni, e non posso veramente dimenticare quel momento in cui siamo arrivati con Tania De Nile davanti a un caffè durato ore e ore a capire quale poteva essere la sua ricerca per il dottorato, perché naturalmente lei era venuta da me dopo vari rimbalzi, perché poi le tesi di dottorato sono pure una cosa strana, cioè creano degli incontri meravigliosi, però non sempre, no? Vengono immediati. È venuta da me parlandomi appunto di una possibile tesi sulla fortuna di Hieronymus Bosch nel Cinquecento italiano. Io le ho detto, nel Cinquecento fiammingo in generale proprio, io le ho detto, ma io questa tesi non la posso seguire, se vuoi diciamo lavorare con me devi lavorare sul Seicento, dove ti posso aiutare. E dopo averla vista sbiancare, perché appunto studiava ormai da anni il Cinquecento, ho sentito in lei l'accendersi di una fiammella, e Tania De Nile è una di quelle persone che in 6 mesi, ve lo giuro, in 6 mesi è entrata nella bibliografia sull'arte olandese del Seicento, naturalmente guidata, ma vi assicuro con una capacità che io ho visto raramente negli studenti e nelle studentesse, che lei veramente, adesso mi fermo su questa cosa, però devo ricordare questo momento del biancore, dell'essere proprio del biancore e però anche poi della spinta. Che cosa ha fatto quindi Tania De Nile? Ci ha offerto, e questo libro ne è la prova, un tassello della storia dell'arte fiammingo olandese, vista ovviamente con gli occhi di una studiosa che lavora sull'Italia, cioè che lavora dall'Italia più che sull'Italia, e quindi adesso abbiamo un libro che spero sia tradotto presto in inglese, perché ormai purtroppo la nostra lingua non la legge più nessuno. E questo libro appunto è un libro che non può mancare in una biblioteca di uno studioso di storia dell'arte fiammingo olandese. Allora, già si è detto di questa trasparenza del libro, e questa trasparenza è dovuta al fatto che questa ricerca è stata una ricerca che noi chiameremo modo vile, perché ormai purtroppo l'iconografia è diventata una scienza vile, ma questa è una ricerca iconografica, che parte da una ricerca iconografica, dal raccolto di una portentosa ricerca iconografica, quale oggi i mezzi ci consentano, quindi una ricerca iconografica basata sulla lunga tradizione, da cui l'Olanda ci insegna tantissimo. Vi ricordo che il grande De Waal è il costruttore di quello che è l'albero, no? Attraverso il quale noi conosciamo e mappiamo i soggetti dei dipinti e delle sculture, degli arazzi, delle miniature, eccetera. Quindi, dicevo, parte da una ricerca iconografica, ma non resta una ricerca iconografica. Questo è veramente un libro che è di storia dell'arte, però è anche di storia della cultura. Perché? Perché innanzitutto il tema, sempre stando lontanissimi, no? Il tema è... qui lo usa questo termine naturalmente Tania stessa, ma viene immediatamente in mente a chi guardi le cose un po' a distanza. Il tema è unheimlich, il perturbante, questa parola freudiana che veramente cavalca, e qui posso davvero, quello che diceva Riccardo è giustissimo, no? Da un lato c'è il tema dell'inclusività, no? Che queste immagini naturalmente mostrano, dall'altro c'è il tema invece del perturbante, che è un tema veramente dei nostri tempi, è un tema del Novecento, è uno dei pochi temi del Novecento che ce la fa a scavallare il nostro millennio, perché di base, se prendiamo il tema delle Spökereien, oltre a essere appunto questa proiezione dell'artista che si pone davanti al fantasmata, ma soprattutto
a ciò che viene out and est, cioè fuori dallo spirito, da ciò che non è visibile attraverso il processo retinico di presa dal naturale, ma che invece è rappresentazione di ciò che è mentale, spirituale, immaginativo. E qui c'è un tema bellissimo che lei affronta, sempre per guardare le cose da lontano, che è la continuità, vedete, con la cultura figurativa anche rinascimentale, non solo nella parte di Hieronymus Bosch, ma anche nella parte di Raffaello, cioè lo Stregozzo di Marcantonio Raimondi ci ricorda in modo molto chiaro come siano linee che diciamo in Italia sono cedevoli, no? Ma comunque permangono anche nella tradizione italiana, e Raffaella Morsari ce l'ha appena mostrato con il caso di Guercino. Quindi l'Unheimliche, però anche quindi il perturbante, chiamiamolo così. Heim, ricordate, è casa, unheimlich è senza, diciamo, fuori dalla propria casa, lo spazio non comfort, quello che oggi chiameremo la non comfort zone. E cosa fa però di questo spazio? Non è che si accontenta di raccogliere delle immagini che lo rappresentano, questo spazio, e di diciamo costruire una tassonomia, che è una parola che ci siamo detti tante volte. No, fa qualcosa di molto più importante, cioè si ferma a pensare a quali possono essere le fonti intellettuali, e quindi in questo senso non è un libro solo di storia dell'arte, perché è un libro di storia della cultura tout court, e si mette a ragionare su qual è la lunga durata di questo fantasmatico nel pensiero occidentale, quindi ricorre a studi difficili. Pensate che in queste pagine troviamo Macrobio ben riassunto, troviamo la teoria stoica sul non visibile molto ben riassunta, complimenti Tania, non era certamente una cosa semplice, e troviamo poi invece, per essere più perspicui, avviciniamoci quindi alla materia del libro, troviamo anche un non aver paura dei grandi temi della cultura fiamminga olandese, in particolare della terribilità che costituisce tutta l'enorme bibliografia su Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch è per diciamo, le Fiandre, gli studi sull'arte fiamminga olandese, quello che per noi è Michelangelo. Nessuno ormai studia più queste cose perché bisogna appunto scalare montagne di bibliografia, e questo Tania l'ha fatto con un rispetto anche delle fonti, con una volontà di farci vedere come funziona la ricerca, e in qualche modo entrando però anche all'interno di quelle che sono il racconto di Hieronymus Bosch. E voglio per esempio notare una cosa che mi ha molto colpito, e cioè che Tania ci dice che il primo, adesso magari entro proprio nella materia viva per farvi capire quante cose sono dentro questo libro e quanti lettori potrà avere, perché appunto intercetta tanti temi, tanti artisti, i più diversi. Ecco, voglio ritornare a questo, se ce la faccio, a questo fantastico disegno, uno dei 3 disegni, sapete, autografi di Bosch, è l'Albertina 78-76, ed è il disegno dell'uomo albero, e uno dei 3 disegni autografi, sono 3 disegni autografi sicuri di Bosch, e Bosch uno di questi appunto lì lo dedica a una di queste sue creature ibride, uno di questi ibridi, come diceva Riccardo molto bene, questo naturale. Noi riconosciamo il guscio dell'uovo, riconosciamo la brocca che diventa cappello, riconosciamo ogni singolo elemento, la civetta, l'animale, ma però la composizione che Bosch ne offre è totalmente perturbante, perché appunto quando mai un uomo ha il corpo con il guscio d'uovo spezzato che ti permette di vedere dentro, è diciamo veramente sono immagini perturbanti. E in effetti Bosch, che pure ha una carriera varissima, è un grande pittore di pale d'altare, non ce lo dimentichiamo, quando deve disegnare, disegna spesso queste cose, e in effetti ci sono conservate. Anche il tema della sopravvivenza è molto interessante. E
Per farlo, quindi, per studiare Bosch e per interrogarsi su cosa significa questa grande eredità nella cultura figurativa del Cinquecento e del Seicento, ma soprattutto del Seicento, questa è la parte proprio più nuova, sempre guardando le cose da lontanissimo, Tania De Nile ci porta a conoscere una quantità incredibile di fonti, come abbiamo sentito, di fonti della letteratura artistica, di fonti degli inventari, ma anche una quantità incredibile di fonti visive. È un libro anche di visual studies, senza vergognarsene, ha il rigore e il metodo della storia dell'arte, che si incrocia però ovviamente col tema della costruzione delle immagini, e quindi abbraccia quello che è, le grandi svolte del nostro nuovo secolo. Lo fa con la massimo rigore e ecco, per dirvi, tra le tante testimonianze bellissime che recupera, ci sono quelle più note, ma ci sono anche appunto quella di Gerard de la Res nel Groot Schilderboek, dice: questi mostri della natura diciamo che si possono dipingere, però con occasione, quando ricerchi così il soggetto che sta per le mani, ed allora non solo non avranno deformità, ma piuttosto commendazione, per rappresentare la verità, Madonna, questa cosa, di quello che è stato, siccome chi figurasse la vita di Sant'Antonio potrà molto bene esprimere quello che scrive San Girolamo di lui. Mi pare che questo passaggio, scritto proprio da Gerard de la Res, è lo scrittore dei Paesi Bassi settentrionali più classicista. Siamo proprio in un momento in cui la questione mimetica è totalmente superata, però anche lui si rende conto che questo repertorio straordinario, naturalista, ma oscurissimo, merita comunque di avere la sua patria. Ecco, solo adesso proprio velocemente per farvi ingolosire, perché questo è un libro che ingolosisce. Io penso che lo leggerò la prossima volta fra 2 o 3 anni, perché ne ho già un po'. Però a prescindere di questo, chi non l'ha letto invece invito, ecco, per dirvi, si spagina un repertorio di immagini incredibile. Questa immagine secondo me non c'è, me l'hai regalata, ma non è proprio la stessa. C'è solo un dettaglio, esatto. E per dirvi, dalla Dulle Grit, che è questa strega tipica dei Paesi Bassi meridionali, delle Fiandre, che scaccia via con tutte le presenze possibili del mondo magico, e quindi dal pipistrello a questi straordinari serpenti che si sollevano in aria facendo paura, che appunto veramente un Heimlich, di David Reichardt III, un altro pittore che conosciamo in 1000 modi, impegnato nella pittura di genere, più corriva, e invece che pratica anche lui per una parte della sua produzione questo genere, lo fa anche con grandissima vivacità. Questo pezzo di Vienna del Kunsthistorisches è veramente meraviglioso. Oppure, solo per farvi vedere le varietà, anche la varietà di questo repertorio, Franz Franken II, nel soggetto delle Tentazioni di Sant'Antonio, che come potete immaginare rappresenta, e l'abbiamo visto già con Gérard de la Res, rappresenta proprio il soggetto perfetto per essere da un lato assolutamente accettabile e dall'altro incredibilmente aperto alle possibilità del visibile. Guardate qui la genialità di immaginare come una sorta di politico, da un lato al centro la scena stregonesca per eccellenza, con Sant'Antonio e tutte queste tentazioni del visibile, il nudo femminile, il cibo, persino il potere rappresentato. Guardate che bello da questa grande mappa, questo globo in alto. Però la cosa straordinaria di questo dipinto è che in grisaille, come si faceva per le storie sacre, compaiono ancora altre tentazioni, tutte quante, tra queste c'è anche la morte, vedete, la morte che va a disturbare anch'essa Sant'Antonio, ed è un po' la chiusura di questo cerchio.
Dipinti che ci sono tanto familiari come Jan Bruegel degli Inferi, appunto, così lo conosciamo nel collezionismo italiano, diventano invece finalmente dei veri e propri repertori di invenzioni che passano da una parte all'altra, che hanno tante versioni e ci dispiegano quindi un materiale pronto per il mercato anversese e in totale continua emulazione l'uno fra l'altro. Capiamo che questi dipinti, queste centinaia di dipinti che vengono prodotte e riversate, si copiano, si rubano un passaggio. Lo stesso Jan Bruegel il Vecchio, di cui adesso per esempio online c'è un bellissimo il catalogo, perché per fortuna il catalogo di Hertz, questo lo dico soprattutto per i ragazzi che ci sono, è stato riversato in un sito molto bello. Ecco, Jan Bruegel troviamo pezzi, ecco, Tania De Nile è anche brava nel recuperare di ognuno di questi dipinti tutta la storia, è anche c'è un rispetto per l'opera che spesso non è proprio degli studi, dei visual studies e degli studi su repertori iconografici, no? Invece lei indaga di ogni dipinto la storia, per esempio recupera in una scheda appena pubblicata la nuova versione Palazzo Colonna, c'è un nuovo committente di fiamminghi che stanno studiando, Patrizia Piergiovanni e Laura Bartoni, che è Egidio Colonna, il terzogenito fratello di Lorenzo Nofria Colonna. Bene, Tania De Nile, questa è una primizia che ancora deve uscire quasi a stampa, in questo libro la trovate, per dire. Tania De Nile lo sa. Tania De Nile lo sa, esatto. E così Filippo Napoletano, con queste invenzioni strepitose, troviamo grandi aragoste che attraversano spazi nelle opere di Filippo di Lagno, così come in quelle di Saflefen o di De Heijn, che abbiamo visto proprio. Cioè questo universo è fatto anche di animali che per noi oggi sono molto facili da trovare sulla tavola, ma che un tempo dovevano sembrare veramente preistorici, mostruosi, come tutto. Certo. E quindi in questo senso, ecco, naturalmente questo libro poi intercetta anche ricerche veramente di Tania, come quelle sui Bentvueghels, e qui accoglie un'attribuzione a Roland van Laer, che era di Christopher Brown, per questo ritratto che proprio stava benissimo con quello di Lionello Spada e con quello di Paolini, che hanno con questi tre strani quadri che hanno lo stesso soggetto dell'artista davanti la magia e una stregoneria, un elemento allogeno che sta entrando. E questo dipinto bellissimo, no? Sul diavolo che burla con il canone a tre voci. Particolare attenzione ancora è riservato a tutto quello che ci permette di dare altre voci a questi dipinti, che appunto in questo senso mi piace molto questo tema, le voci delle fonti, perché si ricerca, non si parte mai dall'oggi, non si cercano mai anacronismi facili, quando questo tema lo permetterebbe tantissimo. Si cercano proprio le parole del tempo e allora arriva per esempio la comprensione che qui c'è un filosofo, Agrippa di Nette, cioè un filosofo scienziato che è stato uno dei primi grandi elaboratori su questo tema delle fantasmagorie, e questi testi si leggono non solo di prima battuta ma anche nelle versioni che trasmigrano altrove, e quindi nella fortuna che questi intellettuali hanno, così come si rende conto che Arnold Houbraken, un notissimo storico dell'arte, forse il testo più citato, Houbraken e Hoogstraten sono i due grandi storici dell'arte classicisti, un po' come i nostri, Houbraken è tipo il nostro Pascoli, e non me ne voglia Pascoli, nel The Grote Schouwburg, sempre un testo molto classicista, questo stesso autore che parla anche molto male degli stregonerie e delle fantasmagorie, poi però lui stesso è autore di un frontespizio come pittore, come disegnatore, di un frontespizio che adornerà un testo. Quindi queste sono tutte cose di tasca di Tania. Così come la ricerca si apre verso il povero Andries Both, che si uccide, è lui, no? Che si uccide a Venezia in un canale. Oppure, ecco, forse qui riuscite meglio a capire questa grande
generosità nella diffusione delle stampe di Peter Bruegel, in particolare questa è l'invenzione di Peter Bruegel e poi invece la trascrizione grafica è Peter van der Heyden, e vedete quanto forza hanno in dipinti come quello di Jos van Kruisbeck, Le tentazioni di Sant'Antonio di Karlsruhe. Vedete, c'è sempre un tema, un pezzo che viene quasi mai la totalità, ma sempre una parte che diventa poi argomento. E queste tavole mi piaceva far vedere proprio, questa è la famosa strega di cui parlava lei, un motivo stupendo. Le streghe vengono riprese mentre stanno facendo le loro pozioni e per la forza di queste pozioni i capelli si rizzano e nasce un vero e proprio motivo iconografico che Tania ha seguito in tutte le sue loro variazioni, declinazioni, perché all'inizio questi capelli vanno avanti e poi a un certo punto vanno indietro, si vede che... Oppure un altro tema che mi è piaciuto moltissimo, e questo veramente ha il segno un po' di una studiosa che conosce la storia dell'arte tout court, e qui lo voglio dire anche perché abbiamo tanti ragazzi fra di noi, tanti studenti anche di storia dell'arte fiammingo-olandese, non si può conoscere una sola storia dell'arte. La storia dell'arte è europea, la storia dell'arte, gli artisti specialmente attraverso le incisioni e dopo il Cinquecento si guardavano l'un l'altro. Se non si conosce Dürer non si conoscerà l'arte veneta, ma questo vale per tantissimi altri, e quindi quando noi ci troviamo davanti a una pagina come questa vediamo che ci sta Dürer, c'è Heinz naturalmente, c'è Mantegna, capito? Sono pagine che vi fanno capire come non esiste lo studio così con i piccoli confini. I confini per fortuna europei sono quelli, anzi dobbiamo sempre più cercare confini lontani, quindi una storia dell'arte sempre più aperta. Ancora Jacques Degain II, di cui abbiamo visto pezzi bellissimi, streghe. Ecco, alcuni artisti sono venuti fuori, vado a concludere velocemente per passare la parola a Tania che avrà tante cose da dire. Tanti artisti vengono proprio recuperati da Tania. Saftleven era abbastanza noto, ma in questa versione stregonesca esce fuori come un artista. Ecco, e un altro recupero di cui siamo fierissimi è quello di Dominicus van Wijnen. Quindi qui Tania De Nile si è mostrata conoscitrice, ha fatto vedere di avere anche questa capacità di costruire un catalogo, di rimettere a posto un artista, di riportarlo, un artista tra l'altro strepitoso, interessantissimo, di riportarlo come era lui, un po' a cavallo tra le avventure italiane e quelle nederlandesi, e su Forte van Wijnen, che ci piace tantissimo, è una nostra passione. Anch'io mi sento di dirti grazie, è veramente una cosa bella quella che hai fatto. Grazie. Accenderlo. Desidero innanzitutto davvero esprimere la gratitudine a tutti i presenti, perché vedere riuniti in questa sala così tanti pezzi di vita e di affetti veramente mi riempie di una gioia che non si può che definire fantasmagorica. Il primo sentito e doveroso ringraziamento va all'Accademia di San Luca, e quindi desidero davvero moltissimo ringraziare il presidente Marco Tirelli, Carolina Bruck e tutti gli accademici che ci hanno, diciamo, ospitato in questa prestigiosissima sede, e anche Barbara Reggio che mi ha supportata in ogni fase dell'organizzazione.
Nel 600 i fiamminghi non hanno avuto sempre buoni rapporti con l'Accademia. Sappiamo infatti che i scalmanati artisti dei Bentvueghels diciamo, si rifiutarono per moltissimi anni di pagare una tassa che era stata fissata da Urbano VIII e che si doveva all'Accademia per poter poi insomma, praticare la professione di pittore a Roma. E c'è un documento molto eloquente negli archivi dell'Accademia che dice, e cito, dai fiamminghi non si è mai avuto nulla. Quindi in quanto istituzione ufficiale votata invece alla formazione, alla costruzione dello statuto diciamo, sociale dell'artista, ovviamente l'Accademia era un posto ambitissimo e sono certa quindi che i fiamminghi da allora sarebbero felici, almeno quanto me, di essere riusciti oggi ad entrarvi da protagonisti. Ringrazio davvero moltissimo, davvero dal profondo, i tre relatori, Riccardo De Mambro Santos, Raffaella Morselli e Giovanna Capitelli, che mi emoziona e davvero mi onora avere qui riuniti. Ho voluto fortemente, e loro lo sanno, che fossero loro e che fossero tutti e tre oggi qui, perché come avrete capito hanno avuto tutti e tre un ruolo cruciale davvero nell'origine, nella formazione, nella maturazione sia di questo lavoro specifico ma anche della mia diciamo, identità di studentessa prima e di studiosa poi, perché quando penso davvero ai miei maestri nel senso più completo e bello del termine non posso che pensare a loro. E insieme a loro voglio anche ricordare e ringraziare un altro maestro, Gert-Jan van der Sman, che è stato diciamo, un punto di riferimento durante il periodo che ho trascorso all'Università di Leiden e tutto anche l'istituto universitario olandese di storia dell'arte, che è il luogo privilegiato dove ho potuto diciamo, ecco, diciamo, scrivere, dove ho scritto diciamo, di fatto la maggior parte di questo lavoro. Non c'è molto da aggiungere dopo questi tre affondi così attenti e quindi ci terremo diciamo, solamente a, come dire, a spiegarvi molto brevemente l'origine del legame che mi unisce al tema delle fantasmagorie, perché mi piace pensare che come nei grandi amori sia lui ad aver scelto me. All'origine di tutto c'è come dire, direi una, chiamiamola, naturale attrazione che ho sempre provato per due aspetti che trovavano ai miei occhi la più inquietante e meravigliosa manifestazione nell'opera di Jeroen van Achen, meglio noto come Hieronymus Bosch. Questi due aspetti sono quello del mostruoso e del comico. Due aspetti che, a pensarci bene, durante l'infanzia siamo abituati a vedere correre l'uno accanto all'altro, no? Nelle fiabe, nei pupazzi, nei cartoni, ma che poi andando avanti ci stupiamo di come possano coesistere, cioè di come qualcosa che ci fa paura possa al contempo farci ridere, dimenticando che la chiave per farli diciamo, convivere è l'ironia, quella che Schlegel, in riferimento poi al Don Chisciotte, definiva appunto la forma del paradosso. E paradossalmente più approfondivo le ricerche relative a Bosch e alle rappresentazioni diciamo diabolico-stregonesche, più mi rendevo conto dell'esistenza negli studi di un doppio fraintendimento, o meglio di un doppio fraintendimento incrociato, cioè da una parte venivano applicate a Bosch delle categorie interpretative che si addicevano in realtà ai pittori del secolo successivo. Che cosa voglio dire? Voglio dire che le ragioni del mostruoso e del comico in Bosch venivano ridotte a pretesto per far ridere, dimenticando che Bosch è soprattutto un artista del Quattrocento, quindi è un artista che ha l'urgenza di rappresentare che cosa? Che precede la riforma protestante e l'assoluta sfiducia nei confronti del genere umano, delle possibilità del genere umano di salvare se stesso. Un po' come esattamente nello stesso contesto e nella stessa diciamo, cronologia faceva Erasmo da Rotterdam.
soprattutto con il morum encomium, meglio noto, diciamo, è tradotto poi come elogio della follia. Peraltro Boss credeva che per salvarsi dal mondo bisognava prendere ad esempio chi il mondo l'aveva rifugito, come ad esempio gli anacoreti e gli eremiti, e qui la centralità di Sant'Antonio. Sant'Antonio che nel deserto deve combattere contro quindi il demonio. E ora la scelta di rendere la presenza del demoniaco in chiave comica non contraddice la serietà del messaggio, perché quando noi ridiamo di qualcosa in realtà vogliamo sottolineare il fatto che ce ne vogliamo allontanare, no? Ce ne vogliamo distanziare e quindi censuriamo quello che è rappresentato ridendone, in questo caso censuriamo il demonio. Comico e demoniaco erano quindi due manifestazioni di quello da cui bisognava allontanarsi e quindi due manifestazioni di quel mondo alla rovescia che i fiamminghi chiamavano il Verkehr der Welt. Ora, tra l'altro anche etimologicamente è molto bizzarro che l'etimologia di droll, no? Di cui parlava Riccardo de Mambro Santos, quindi divertente, no? Droll, drollerie, è la stessa di troll. Il troll che è questo mostro gigantesco, no? Che è protagonista di molta letteratura fantasy e non solo, mutuato dalle sagre norrene, conferma quindi del fatto che già allora esisteva una vicinanza tra il comico e il mostruoso. Il secondo fraintendimento è che Boss, volevo dire, poi cosa cambia dopo? Perché questo è Boss. Con il Cinquecento invece una volta che, queste immagini si sono svuotate del loro significato teologico, allora sì, rimane solo l'involucro esterno e quindi solo quello che viene, ad emergere è solo l'aspetto risibile di un ibrido che a quel punto però è addomesticato, non fa più paura. Il secondo fraintendimento è che Boss è talmente ingombrante come modello da fagocitare di fatto tutto quello che viene realizzato dopo di lui. Quindi tutto quello che viene realizzato anche molto tempo dopo, anche se tratta di tematiche che Boss non ha mai trattato come quello della stregoneria, e questo avviene molto pericolosamente negli studi, viene ricondotto esclusivamente a lui. E vi faccio un esempio molto specifico. Nel corso della mia tesi appunto specialistica, quando ero intenta a raccogliere queste testimonianze della fortuna di Boss nella grafica, mi imbatto in questo disegno. È un disegno che è agli Uffizi di Firenze, è un disegno che viene attribuito ancora oggi, spero ora di no, ora no, ma finora è stato attribuito a Henri Medeblé sulla base di un'iscrizione, quindi il famoso civetta, un'iscrizione che c'è sul retro del disegno, sul verso del disegno. Non mi ha mai convinto questa attribuzione, è un disegno che mi ha veramente letteralmente perseguitato per più di 10 anni, fino a quando 2 anni fa, in qualche modo incrociando gli indizi, mi rendo conto che non era un disegno del Cinquecento, non era neanche un disegno fiammingo, bensì il disegno preparatorio per l'affresco che Belisario Corenzio realizza a Santa Maria la Nova, quindi in controfacciata a Santa Maria la Nova a Napoli. Bene, a questo punto, la mia diventava una tesi di reazione, cioè bisognava dimostrare che quelle non erano semplici imitazioni di Boss, ma che anzi costituivano un genere specifico, un genere che ha anzi una fortuna anche molto lunga. Questo è una rara rappresentazione di Lutero all'inferno di Egbert van Heemskerck, con cui siamo già appunto nel 1700, un genere che ha modelli variegati che bisognava spiegare e motivare e che ha un nome ricavato appunto dalle fonti, che è quello di Spokereien, ovvero quindi da spook, che è fantasma, fantasmagorie. Per fare, quindi a quel punto avevo bisogno di prove e le prove sono andata a cercarle come un po' avrebbe fatto Bernard Berenson, che diceva che nella storia dell'arte vince chi ha più fotografie, e allora mi sono immersa in questo centro di documentazione dell'arte fiamminga olandese, il Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie dell'Aia, e questo libro non esisterebbe.
RKDeo, come diciamo, come lo chiamavamo. Io è appunto una persona che voglio ricordare, diciamo, uno dei curatori di questo istituto, poi è diventato grandissimo amico che non c'è più, Eric Loeffler, che davvero è stato il mio Virgilio dentro l'RKDeo, ma anche durante tutto il soggiorno in Olanda. E tra i molti esempi che l'RKDeo mi ha fatto scoprire c'è questo inedito molto importante, una delle rare rappresentazioni, davvero rara, di una esecuzione di un eretico anonimo, finora anonimo, si trova nei depositi della Staatsgalerie di Stoccarda, e che ho, diciamo, avvicinato invece alla produzione di Franz Franken II. Ebbene, nel momento in cui quindi sono passata dalla ricerca al libro, ho cercato di rendere il più possibile parlante questo repertorio, che nel mio obiettivo, e mi auguro in parte di esserci riuscita, non deve fungere solo da corredo illustrativo del testo, ma che mira ad essere un apparato iconografico con una sua autonomia e con una sua eloquenza, in modo che sfogliare le pagine, osservare l'intersecarsi delle immagini tra di loro equivalga, quindi non a leggere il testo scritto, e anche a far emergere in maniera, diciamo, il più lampante possibile quelle contaminazioni ricchissime tra cultura figurativa fiamminga olandese da una parte e poi la cultura invece figurativa italiana. E in questo un modello sicuramente importante per me è stato quello inarrivabile dell'antirinascimento di Eugenio Battisti, anche per la comprensione di quello di cui si parlava prima, che per approcciare questo tema bisognava veramente avere uno sguardo multidisciplinare, e lì quindi non solo ovviamente la storia dell'arte, ma la storia della filosofia, la storia delle religioni, il folklore, l'antropologia e in generale la storia, quindi, delle idee. La creatura, quindi il prodotto che ne è derivato, deve moltissimo alla straordinaria competenza della casa editrice, di Officina Libraria, e quindi alla cura di Marco Jelinek e alla incredibile impaginazione ricca di fantasia, e qui ce ne voleva tanta, di Paola Gallerani. Davvero che ringrazio moltissimo, perché, diciamo, appunto, grazie a loro sono riuscita a diciamo, portare in porto questo progetto così come me l'ero immaginato, e un progetto che ha potuto contare, e quindi qui ringrazio anche molto il generoso finanziamento della Phoebus Foundation di Anversa. Nella revisione dei testi impareggiabile è stato l'aiuto di Monica Fintoni, e con lei ringrazio anche Andrea Paoletti, che davvero desidero ringraziare di cuore per tutti gli scambi, gli innumerevoli insegnamenti anche che i molti mesi di lavoro condiviso appunto mi hanno trasmesso. E ringrazio anche moltissimo sempre del team di Officina, Francesca Giovannoli e Giovanni Truglia, che mi supportano, diciamo, quotidianamente anche nel prosieguo di questa avventura condivisa. Un ringraziamento speciale alla Biblioteca Erziana, luogo dall'entrata infera in cui sono certa che molte persone in questa sala riconoscono come me il proprio privilegiato angolo di paradiso. E se gli artisti non sono monadi, ma prima di questo concludo, ecco, vi volevo dire due cose sulla copertina, perché, diciamo, per spiegare. Concludo quindi con l'immagine che ho scelto, questa tentazione molto particolare, una tentazione che tentazione non è, nel senso che Sant'Antonio non è più il centro, Sant'Antonio non è più il santo impassibile, ma è un uomo in fuga. Il vero protagonista è praticamente questo enorme cinghiale che è andato a sostituire il maiale che sempre invece accompagna, no, l'attributo di Sant'Antonio, e che giganteggia come protagonista di questo stuolo di creature demoniache.
Se gli artisti, diciamo, non sono monadi, come abbiamo avuto modo, diciamo, di capire, diciamo, di sentire, neanche gli studiosi lo sono. E quindi mi piace immaginarmi come questo granchio in basso a destra, con un libro tra le chele, e appunto il granchio non è solo. Mentre scrive appunto questo suo libro demoniaco, fuori di metafora, il libro Fantasmagorie non esisterebbe senza tutte le persone che ho già ringraziato, senza tutti gli scambi avuti con innumerevoli colleghi, ma soprattutto anche senza la vicinanza, gli abbracci della mia famiglia, dei miei amici e del mio compagno, e non esisterebbe anche senza, soprattutto senza l'esempio e il supporto dei miei genitori. Vi lascio con questa ammissione di colpa, ovvero con la frase che chiude il libro e che spero vi farà venire un sacco la tentazione di leggerlo, ma che sono certa mi farà anche guadagnare di diritto l'inferno, che però, come immaginerete, conosco già abbastanza bene. Al contrario del santo, per molti anni non ho potuto né voluto resistere a queste tentazioni, con la profonda speranza di dare corpo ai fantasmi e verità alle illusioni. Diversamente non avrei scritto questo libro. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Grazie a tutti, davvero. Bene, a questo punto possiamo rilassarci.